Amici, buongiorno, eccoci qua con il nuovo oroscopo del giorno, 18 giugno, giovedì 18 giugno 2020, e con molta calma noi lo andiamo a leggere, però prima di leggerlo lo voglio sempre ricordare in ogni video che se avete bisogno di una consulenza col sottoscritto potete chiamare ai numeri che vedete sopra impresso, costo consulto 30 euro, tramite ricarica PostaPay oppure PayPal e via via. Questo per dare a voi un servizio serio, professionale soprattutto. Poi se tra di voi c'è qualcuno che è stato lasciato dal proprio compagno, dalla propria compagna, viceversa, e vorrebbe far ritornare il proprio compagno perché è andato via con un'altra donna, siete stati lasciati dopo anni di convivenza, di fidanzamento, di matrimonio e volete che lui torni da voi, lo volete far impazzire d'amore per voi, questo è possibile perché posso intervenire con ritualistiche appropriate, ok? Quindi chiamate ai numeri sopra impresso, raccontatemi la vostra storia, io la analizzo e dopodiché vi dico la tempistica, vi dico i costi e vi dico in che modo è possibile intervenire. Detto questo, andiamo con l'oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno 2020. E si parte con il segno dell'Ariete. Questa giornata sarà decisamente positiva, le energie sono buone e le emozioni non mancheranno. È probabile che possiate rendervi conto di provare dei sentimenti per qualcuno che non avreste mai immaginato, quindi sarà tutto una sorpresa. Nel campo lavorativo avete tanta forza e potete metterla in pratica anche in dei nuovi progetti. Il segno del toro, le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto la luna, soprattutto la luna potremmo dire è dal vostro lato positivo. Le emozioni saranno intense e saprete vedere con occhi diversi chi vi sta accanto. Se avete dei problemi all'interno di una relazione, è il giorno giusto per chiarire. Nel lavoro siete pieni di idee, grinta e originalità, tutto è perfetto per ottenere dei buoni risultati. Il segno dei gemelli. È un periodo in cui probabilmente siete pensierosi, soprattutto se state vivendo una storia d'amore. Avete numerosi dubbi, tante paure, vorreste avere maggiori certezze, ma le stelle oggi non vi aiuteranno molto. Lavoro non sarà una giornata semplice, è il caso di non perdersi nelle lunghe riflessioni. Il segno del cancro. Oggi non penserete troppo a cosa è giusto fare oppure no. Finalmente vi godrete un momento di equilibrio e stabilità insieme al vostro partner o con la persona che sta al vostro fianco. Lavoro, le stelle sono buone, vi prometteranno di sentirvi parte importante di progetti vincenti. Il segno del leone. In questa giornata avrete la grande occasione di fare pace con chi vi sta vicino. Il vostro partner vi darà finalmente le risposte che stavate aspettando. Siete liberi di vivere tutte le emozioni appieno. Lavoro, non amate sbrigare troppi impegni, eppure questo è il giorno giusto per farlo. La forza di volontà non mancherà. Il segno della Vergine. Sarà una giornata particolare, forse è il caso di non correre troppo nei rapporti amorosi, soprattutto se intrapresi da poco tempo.
Se invece nella relazione ci sono un po' di problemi, dovete essere già soddisfatti di piccoli passi. Lavoro, questo è il momento perfetto per prendersi una pausa, vi farà soltanto. E andiamo col segno della bilancia. Se c'è una nuova persona speciale nella vostra vita, aprite le porte del vostro cuore senza dar troppo peso ai pensieri. Vivete i sentimenti di ricevimento che vi renderà felici e vi farà stare finalmente bene. Lavoro, le occasioni non mancheranno e voi dovete accettarle se volete fare dei passi in avanti. Scorpione, giornata molto interessante per voi nati sotto questo segno zodiacale. Oggi l'energia sarà tanta e vi permetterà di godere di tutte le emozioni che verranno. Se siete single potrebbe essere il giorno perfetto per intraprendere una nuova conoscenza. Lavoro, dovete smetterla di pensare troppo, è tempo di agire per ottenere delle soddisfazioni. Sagittario, è arrivato il momento di vivere appieno i sentimenti con il vostro partner. Volete esprimere tutto il vostro amore e avete bisogno di essere compresi da chi sta accanto. Dovete comunque tenere gli occhi aperti su certi tipi di rapporto. Lavoro, siete determinati, ma dovete fare comunque attenzione alle persone che vi stanno intorno. Capricorno. Se la vostra relazione sta attraversando un momento complicato, è il caso di affacciarsi al rapporto senza ulteriori preoccupazioni, anche se vorreste cambiare un paio di cose. Oggi non è il giorno adatto per esprimersi. Lavoro, avete tanti pensieri in testa, ma non è sempre dovete comunicare tutto quello che vi sentite. Stavolta tacere è un bel bene. Acquario, pensieri e paure vi faranno compagnia in questa giornata, dovrete dotarvi di maggiore coraggio e vivere le emozioni con estrema naturalezza e sincerità. Ascoltate cosa dice il cuore, è sempre la scelta giusta da fare. Lavoro, dovete agire con maggiore risolutezza e decisione, anche perché non sarà un giorno. E infine il segno dei pesci, giornata davvero importante sul fronte dei sentimenti, i rapporti di coppia, anche quelli nati da poco, verranno vissuti intensamente con amore. Il vostro buon umore di oggi renderà tutto più facile. Lavoro, la giornata andrà bene anche se non sono previste delle grandi novità. Siete comunque positivi e credete negli obiettivi. Eccoci qua, miei cari amici, abbiamo così dato la lettura dell'oroscopo di giovedì 18 giugno 2020. Io come sempre vi ringrazio per la vostra gentile collaborazione ed ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi tutti. E il mio saggio pensiero è una santissima giornata fatta di buona salute e tantissimi. Ciao, alla prossima!